A 15 giorni dall'avvio del conflitto in Iran, i mercati delle principali materie prime mostrano una tenuta complessivamente solida, senza quelle impennate generalizzate dei prezzi che spesso accompagnano fasi di forte tensione geopolitica. L'analisi delle quotazioni evidenzia infatti un quadro sorprendentemente stabile. Molte delle principali commodity hanno addirittura registrato lievi riduzioni di prezzo. Il nickel è sceso del 2,2%, il rame del 2,3%, lo zinco del 2,7%, il piombo del 2,9%, lo stagno del 7,8%. Si tratta di segnali che indicano come le catene di approvvigionamento globali e mercati internazionali stiano reagendo con una certa resilienza all'incertezza del contesto internazionale. Nel complesso, i dati delle prime 2 settimane suggeriscono che l'impatto del conflitto sui mercati delle materie prime è stato finora circoscritto. L'assenza di rialzi diffusi rappresenta un segnale incoraggiante per l'economia internazionale e per il sistema produttivo europeo, che almeno in questa fase non sembra esposto a una nuova ondata generalizzata di rincari delle materie prime. Certo, i rincari di petrolio e gas impongono di intervenire subito per sterilizzare gli aumenti dei carburanti e delle bollette, ma le catene di approvvigionamento globali al momento sembrano tenere. Anche in Friuli Venezia Giulia il sistema economico appare più preparato ad affrontare eventuali turbolenze, grazie a fonti energetiche più diversificate e a una maggiore capacità di adattamento delle imprese. Il quadro resta in evoluzione e legato alla durata del conflitto, ma i primi segnali indicano una resilienza più forte rispetto al passato, un fattore che contribuisce a mantenere fiducia e per il momento anche la stabilità dei mercati finanziari.